Una settantina di pattuglie del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso ha effettuato una serie di controlli in tutto il territorio della provincia con circa 400 veicoli controllati, quasi 600 persone. Controlli dei carabinieri in tutta la Marca contro furti e rapine in casa e la guida in stato di ebbrezza. Nella rete dell'Arma sono stati pizzicati 8 ubriachi al volante, tutti deferiti all'autorità giudiziaria, come il 56enne trevigiano sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro. Nella circostanza sono stati effettuati anche degli arresti. Sì, alcuni avevano dei provvedimenti a carico emessi dall'autorità giudiziaria, quindi sono stati tratti in arresto, ma altri sono stati denunciati per vari reati, non sono mancate denunce anche per comportamenti alla guida errati, quindi denunce per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. 7 persone sono state denunciate per possesso di droga. I carabinieri hanno sequestrato diversi quantitativi di marijuana, MDMA, ecstasy e cocaina. Tra i fermati anche qualche minore, come gli 8 giovanissimi di Castelfranco Veneto, trovati in possesso di droga durante un controllo presso un locale della Castellana. Non sono mancati nemmeno i coltelli. 3 persone sono state deferite in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, un 18enne del Montebellunese, un 24enne di Conegliano e un minorenne trovato in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di 6 centimetri. I controlli dell'Arma verranno incrementati anche in vista delle festività, periodo nel quale i furti sono notoriamente in aumento. Le raccomandazioni delle forze dell'ordine. L'appello è quello di segnalare immediatamente al 112 presenze sospette di soggetti attorno alle nostre case, veicoli, sono tutte informazioni che vengono raccolte e servono alle forze di polizia per orientare il nostro dispositivo di controllo